notte di Natale è una notte un po' particolare, una notte molto molto importante. Ed è una notte che comincia un po' prima di quella che di solito conosciamo, soprattutto in questo racconto. Ed è una notte molto dolce, anche il racconto poi è molto particolare e molto molto carino. Ed è la storia di un uccellino. Guarda caso, la notte di Natale, Giuseppe e Maria si sono fermati nella stalla, il bambino è nato, è stato messo nella mangiatoia e siccome faceva freddo in quella stalla, davanti a lui, in mezzo a tanti sassi messi in circolo, è stato acceso un fuocherello. Giuseppe e Maria, stanchissimi per il viaggio e per il parto, si sono addormentati subito dietro al bambino con la testa appoggiata sulle balle di fieno. Tutto era silenzio, non c'erano ancora pastori, non c'erano pecore, non c'erano angeli, non c'erano cherubini. Da lontano si vedeva solo una luce lontanissima e leggera che stava arrivando velocemente ed era la stella che stava correndo verso questa stalla. Ma tutto era silenzio, tutto era tranquillo. Il bambinello era lì, l'unico sveglio, davanti a questo fuocherello, che però piano piano si stava spegnendo. Piano piano le fiamme cominciano a scendere e il bambino sente un po' di freddo, comincia ad avere dei brividi. Sulla finestra c'è questo uccellino verde che sta guardando, sta osservando e vede questo bambino bellissimo che comincia ad avere i brividi, comincia ad avere freddo e capisce che cosa deve fare. Fa un veloce frullo, un veloce volo, si mette su un sasso davanti al fuoco e comincia a battere le ali, batte velocissimo, e lì che batte, piano piano, un leggero filo di fumo comincia a salire, lui continua a battere, batte velocissimo, e piano piano questo fumo aumenta sempre di più, e sotto comincia a crepitare il fuoco, e qualche fiamma comincia a salire, lui continua a battere, le fiamme prendono sempre più vigore, sembrano sempre più forza, e via che salgono, lui batte, lì che batte queste alucce, e il fuoco comincia finalmente a crepitare, bello di nuovo, vigoroso, e il bambinello tutto sorridente guarda l'uccellino che ancora però continua a sforzarsi, lì che batte, e improvvisamente le piume della pancia cominciano a bruciare e si sciolgono, proprio si perdono giù nel fuoco. Lui comincia a bruciare queste piume, ma continua ancora a battere, e piano piano anche tutte le penne delle ali cominciano a prendere fuoco, cominciano a bruciare e cadono giù verso il fuoco, vanno giù proprio in polvere, tutte e due. Lui continua ancora a battere, ormai è esausto, è lì che sta per cadere, continua a battere, sta per cadere sul fuoco. In quel momento Giuseppe si sveglia e vede questo uccellino che sta per cadere, lo prende giusto un attimo prima che cada giù in mezzo alle fiamme e lo guarda e lo vede che è tutto bruciato, poverino. Non sa che cosa fare e il bambino Gesù allunga una manina e lui gli mette l'uccellino così nella mano e intanto cominciano ad arrivare i pastori, arrivano le pecore, arrivano gli angeli, tutti che cantano e tutti contenti, arriva anche la stella ed è una notte di grande festa perché è la notte di Natale. La mattina del giorno successivo, quando ormai la gente si è addormentata, la gente è tornata a casa, il bambinello apre la manina, l'uccellino è ancora con le piume verdi sulla schiena, ma davanti ha una bellissima macchia rossa. È così che è nato il pettirosso.